Grazie a tutti. Io non ho veramente molto da aggiungere, soltanto noi abbiamo cercato, quando io ho depositato questo progetto di legge, abbiamo cercato di fare uno sforzo non solo, diciamo così, per piantare una piccola bandierina, ma per raggiungere l'obiettivo. E quindi intanto abbiamo raccolto consensi in tutto lo schieramento parlamentare, perché noi vogliamo che questa sia una battaglia che oggi, che grazie anche al sostegno popolare con la raccolta firme, che il Parlamento giunga a un esito positivo, non soltanto presentarla per dire che l'abbiamo presentata, ma per raggiungere l'obiettivo comune. E quindi abbiamo raccolto deputati di tutti gli schieramenti, qua c'è l'onorevole Bobba, sta per l'onorevole Merlo, c'è gli amici anche della Lega Nord hanno presentato poi un'ulteriore proposta di legge, c'erano deputati della PDL, insomma, di tutti gli schieramenti, perché noi volevamo dare il senso che quindi non è una battaglia di parte, ma c'è un problema di una identità culturale che va valorizzata, che va tutelata, che va promossa. L'ha riconosciuto UNESCO, quindi l'hanno riconosciuto le Nazioni Unite, cioè un ente, se vogliamo, lontano. L'UNESCO ha una sede, le Nazioni Unite hanno una sede a New York e nel loro lavoro, nella loro importantissima ricerca sulle lingue che minacciano la scomparsa. Perché è iniziato questo lavoro UNESCO? Io ho avuto l'occasione di discuterne sul tema delle lingue minori col direttore internazionale dell'UNESCO. Lui diceva: guardi, i miei figli ogni giorno che venivo a casa mi parlavano del WWF, degli animali a rischio di scomparsa, del panda o di quella particolare specie di animali. Lì c'è una grande sensibilità tra i giovani, tra i ragazzi, tra le nuove generazioni. Io invece poi mi rendo conto, viaggiando, girando per il mondo, mi raccontava sempre il direttore dell'UNESCO, che invece sono lingue che rappresentano culture millenarie che scompaiono perché la globalizzazione rende tutto molto omologato, perché certo l'inglese, il 98% dei siti internet, c'è la lingua inglese, no? Perché la lingua è facile, una lingua che si adatta, che è riuscita a diffondersi rapidamente, ma la protezione delle identità, la valorizzazione delle identità locali, delle identità linguistiche è un fatto eccezionale. E quindi la comunità internazionale se ne deve occupare l'istituzione, se ne deve occupare la politica. Questo è il vero motivo. Non soltanto perché siamo piemontesi, perché ci fa piacere, perché siamo, ecco l'onorevole Merlo che, come dicevo, è uno dei promotori con noi di questa proposta di legge, non soltanto perché siamo piemontesi, perché c'è una questione anche di affetto nei confronti di questa lingua che è minacciata e che rischia veramente la scomparsa, perché poi le giovani generazioni non la parlano più nelle scuole, magari oggi è più facile. Uno dei miei figli oggi studia cinese alla scuola elementare, è positivo, io sono contentissimo di questo fatto, no? Però l'altro giorno a questo uno dei miei figli che ha aderito a questa iniziativa dell'Istituto Confucio per studiare cinese nelle scuole elementari, gli abbiamo regalato una versione del Piccolo Principe, il Princi, tradotta dalla gioventù piemontese, perché lui l'ha regalata a sua volta alla maestra, perché diciamo, noi abbiamo un problema di far capire alle giovani generazioni che c'è questa radice, questa identità culturale, che è una cosa estremamente importante. Questi sono i motivi. Io credo che anche con i colleghi qui di quasi tutti i partiti, grazie con Osvaldo Napoli c'è tutto l'arco costituzionale, noi dobbiamo, credo, insieme ai colleghi assumere l'impegno, perché le proposte di legge se ne presentano tante e non tutte vengono discusse e non tutte vengono approvate. Noi dobbiamo assumere l'impegno, la legislatura dura ancora 2 anni, dura abbiamo il tempo, io credo, lavorando insieme, facendo un po' di lobby piemontese che si fa spesso troppo poco, di fare intanto unificata, fare un testo unico tra le varie proposte di legge che dicono più o meno la stessa cosa, portarla in discussione, portarla in commissione e poi farla approvare. Grazie ancora, e con questo sostegno io penso che avremo la forza per concludere questo lavoro. Grazie a tutti.